Pronti? Via! Dai, Emma. Il cronometro si ferma a 15 secondi e 30 centesimi, ma una decina di minuti prima aveva corso con un buon secondo netto in meno in 60 metri. Eccola in allenamento Emma Maria Mazzenga, la novantenne da record del mondo, che dopo quello sui 200 metri master indoor punta a nuovi traguardi a partire da un record sui 60 metri. Oggi ho fatto 14 mi pare e mezzo, il record del mondo è 15 e mezzo. Quindi adesso vediamo, perché poi i 60 non sono sicuro la mia gara, insomma. E pensare che Emma era tornata ad allenarsi solo un mese fa. Io sono stata ferma 4 mesi, appunto per un piccolo incidente, poi un mese fa ho ripreso a correre, però ho sempre camminato, perché insomma, visto che potevo farlo, facevo delle passeggiate ogni giorno, per non perdere completamente la muscolatura delle gambe. Ma è partita la grandissima, la signora Emma Maria Mazzenga, tanto che pensava di riuscire a battere il record domenica. Sì, di battere il record sì, perché era molto alto, per dire la verità. Di far quel tempo lì no. Umile e quasi schiva, la storia della signora Emma è una storia di coraggio e rigorosa determinazione, quella degli atleti per vocazione e per scelta, come Emma, che le scarpette chiodate, perché solo con quelle si sente davvero comoda, le ha indossate di nuovo a 53 anni, rispolverando la sua passione di giovane studentessa universitaria. Faccio una vita normale, per cui non faccio nessun sacrificio, perché a me piace correre, quindi mi piace allenarmi e mi piace soprattutto quando faccio le gare, insomma. L'alimentazione, io mangio di tutto, ma cerco di mangiare poco, ecco, di limitare la quantità più che altro. Per il resto mangio quasi tutto, no?